Guarda che luna. Giù il gettone, pronti per il prossimo giro, avanti con le attrazioni, alzi la mano chi non si ricorda delle giostre ospitate in Prato alla Valle, tradizione che si inseriva nel secolare appuntamento della fiera in occasione della festività di Sant'Antonio. Oggi, come ieri, quelli che venivano chiamati giostrai si davano appuntamento nelle piazze più prestigiose d'Italia. Padova non poteva certo mancare, e che la festa abbia inizio adesso un po' a colori, un po' in bianco e nero, come queste cartoline che abbiamo ritrovato grazie ad un appello sul gruppo di Facebook della vecchia Padova. Le foto sono state messe a disposizione da Gustavo Mizzoli, autorevole fotografo a livello nazionale e membro del gruppo, così come maestri della fotografia sono Piero Melloni e Giorgio Grasselli. Nella vecchia Padova si può trovare anche questa foto di Vittorio Tosato, probabilmente del 1955, della giostra panoramica. Che emozione nel rivedere queste immagini, ognuno avrà nel cuore un ricordo, un flash delle attrazioni viaggianti che sono rimaste nel Grande Prato fino alla fine degli anni '80, prima di trasferirsi qualche metro più in là in Piazza Rabin. La piazza un tempo ospitava, oltre alle giostre, anche la fiera Bestiame. In rete si può trovare una testimonianza filmata con le eccezionali immagini dell'Istituto Luce datate 1948 e dedicate con una settimana income alla festa di Sant'Antonio. Padrone di 13 cose può fare 13 grazie, dice un proverbio. Anche questa gioia festiva è una grazia del santo. E adesso è ora di scendere dalla giostra dopo un giro supplementare nei percorsi della memoria e delle emozioni. Chiamatele giostre, Luna Park o attrazioni viaggianti. Non chiedeteci l'età, anche se non siamo più bambini, non vorremmo più scendere.